Prossima gara saranno i 200 misti maschili, anche in questo caso sono 5 le batterie in programma. Per la prima Danilo Protic al 2, Stefano Andolfatto alla 3, Andrei Golubovic alla 4, Jacopo Pintarelli alla 5, Victor Sanin alla 6, Yuri Petruk in settima corsia. Ultima batteria, quindi Rebecca De Rosa, corsia 3, Rarinantes Torino 36 centesimi, il suo passaggio farfalla su Giada Gorlier 30,81 in seconda posizione. De Rosa classe 2002, quindi cadetta, mentre Giada Gorlier 05, quindi junior quest'anno. L'anno scorso era categoria ragazzi, ha vinto ben 3 titoli ai criteri a 102 d'orso e questo dei 200 misti, anche per lei Coppa Komen con la nazionale giovanile, vittoria in vasca lunga proprio in questa prova dei 200 misti a Burgas. 2:15:42 il suo season best, a Genova Trofeo Nico Sappio era il 9 novembre. Tre atlete davvero molto vicine, vediamo la situazione ai 3/4 al termine della rana con la Gorlier che passa a 41,57 la sua frazione, De Rosa 41,68, la Mion più veloce di tutte 40,82 in quinta corsia. 2:18:62 al momento è il miglior tempo di Angelica Cappelletto. Al termine di questa batteria naturalmente vi daremo le 8 finaliste, ricordo Fin Veneto per tutti i risultati nel caso vi perdiate le ammesse. Intanto vediamo questo arrivo, è Giada Gorlier alla vittoria in corsia numero 4, vi daremo a breve il suo responso cronometrico, dovrebbe essere 2:20:44, Mion 2:21:00, De Rosa 2:21:48, quindi si prosegue